Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una live molto veloce vostro Manetto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo, voglio rispondere a alcune mie amicizie che mi parlano dei risultati di alta magia, dove si mettono, come si suol dire, e cosa se ne fanno, ad esempio delle Dagide e di alcuni, come si suol dire, lavori che possono essere spediti al committente. Allora, prima di tutto parliamoci chiaro, che cos'è una Dagida? La Dagida è praticamente un lavoro di coercizione mentale, o meglio, neanche coercizione mentale, ma suggestione mentale sarebbe, per fare in modo che una persona faccia determinate azioni, sempre chiaramente positive. Noi lavoriamo sempre con la positività. Si usa soprattutto però nel campo militare, ad esempio quando un generale è in guerra lo si cerca di pilotare a livello di suggestione mentale e coercizione mentale per fare in modo che sbagli la strategia contro chiaramente l'avversario. Lo usano anche negli scacchi quando ci sono i campionati mondiali. Infatti qualche anno fa, per chi seguiva, 20 anni fa, per chi seguiva i campionati mondiali di scacchi, c'è stato uno scacchista che l'ha detto chiaro e tondo: il mio nemico ha usato delle strategie subliminali mentali, e si chiama D'Agida di Salomone. È un'attività innocua, nel senso che non ha nessun tipo di controindicazioni, e si può usare anche per far dimagrire le persone oppure per inculcargli alcune come si dice, suggestioni che gli migliorino la qualità di vita oppure si avvicinano a una persona. Buongiorno Assunta, grazie di essere unita. Quindi, però, capita che finito il lavoro di D'Agida, che vi ricordo sempre, dovete sempre lasciare il tempo di incubazione di 9 mesi. Quando la D'Agida entra nella mente di una persona, ci vogliono 9 mesi. È come una bomba, no? Gli entra questo pensiero, pensa di averlo creato lui, e chiaramente ci vogliono 9 mesi, no? Può essere ripetuta, teoricamente deve essere ripetuta una volta al mese, più volte, non nel mese, e a dipendenza di cosa si vuole raggiungere, chiaramente si fa o luna calante o luna crescente. E quindi a dipendenza se di cuore si fa in luna crescente a determinati orari, mentre la persona, l'ideale sarebbe mentre dorme. Ma la Dagida in sé è un pupazzetto di cera che è consacrato alla persona, e praticamente si attacca un canale eterico con la persona e diventa praticamente la persona, cioè nel senso che non è uno scherzo, cioè la statuetta rappresenta sia simbolicamente che a livello eterico, è collegata a un filo invisibile che è poi la persona, e quindi teoricamente si può parlare con questa D'Agida e si parla nel subconscio della persona a cui è stata consacrata. Chiaro che quando si finisce il lavoro, ad esempio, io parlo per quanto concerne il decano Manetto Veneziano, quando finisce il lavoro, no, tecnico, diciamo di una volta, 2 volte, cioè ripetizioni più volte in un mese, ma 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, ci sono alcuni clienti che decidono poi di lasciarla a noi tramite valutazione, per il semplice fatto che vedono che in futuro ce ne sarà ancora bisogno. Ci sono ad esempio azioni di tipo commerciale, di tipo di cuore, no? Ad esempio uno vuole non attaccare, ma diciamo influenzare un socio anche d'affari, e cerca magari in più volte, in più mesi, no? Di fargli avere dei pensieri, no? Altri invece pensano, tramite sempre valutazione, che bisogna, cioè si può averla tramite spedizione, si può ricevere a casa. C'è gente che la vuole a casa perché vuole parlare lui a questa statuetta, ma quando la statuetta è consacrata, a un certo punto può decidere, e di solito si fa tramite un consulto, perché si vede se la statuetta è meglio, perché magari in quel periodo lì è meglio che la prenda il committente, no? Oppure è meglio che si vede che è meglio che si continui dei lavori più avanti in futuro, per il semplice fatto che magari si vede già che arriveranno dei nemici e cercheranno magari di manipolare. Allora si cerca di saltare quell'ostacolo. Quindi non è che esiste una legge ferrea per le Dagide. Le Dagide rimangono sempre, praticamente, quando sono consacrate chiaramente, rimangono sempre collegate al proprio personaggio, al testimone che è stato collegato, e praticamente rimane sempre fermo. Ci sono committenti che la desiderano, tramite valutazione si valuta, se lui a un certo punto, il committente, decide che non c'è più
bisogno di continuare, oppure ci sono committenti che pensano fra 6 mesi da un'altra suggestione per rinforzare il messaggio e quant'altro. Quindi non esistono delle, come si dice, delle regole ferree, dipende sempre dalla volontà del committente di raggiungere uno scopo che può essere commerciale tranquillamente, di cuore o di salute. Ci sono committenti che vogliono dimagrire o stare lontano dal fumo, ad esempio, no? Ci sono state persone che hanno voluto praticamente smettere di fumare e hanno cercato di usare questo sistema e di conseguenza si è valutato il percorso da fare per farli smettere di fumare. Ci sono stati dei risultati eccellenti, altri meno, ma l'adagito funziona sempre, anche perché non c'ha freni, non c'ha limiti. L'unico freno che può essere dal karma, che magari quella persona magari non deve fare per forza qualcosa nella sua vita che deve avvenire. Chiaramente l'adagita non è uguale per tutti, ogni persona ha il suo sistema anche di difesa. Ci sono persone che nascendo in determinati giorni della settimana hanno più difese che altri, sono più ricettivi che altri, ma comunque in ogni caso quando un adagita parte è sempre potente e raggiunge prima o poi il suo risultato. Il vostro maestro vi ha sempre detto che ci vogliono 9 mesi canonici, non ci sono santi, perché la cosa deve montare, deve crescere a livello eterico, non può essere una cosa buttata di 28 giorni, sono tutte storie da flipper, da happy days, da quelle cose un po' da new age. Nella realtà l'adagita deve fare il suo lavoro e quando è entrata non c'è niente da fare, quando è lanciato non c'è niente da fare, come una piccola zocchetto che crea una valanga. Quando sono arrivati i 9 mesi la cosa funziona. Bisogna essere estremamente positivi, mai mettersi in mezzo con i propri pensieri, perché sennò va a finire sempre che è come se ci fosse qualcuno che tenta di tagliare questa attività, questo lavoro. Quindi per chi vuole gliela spediamo chiaramente a casa, per chi non vuole sta sempre nella visione del committente. Chiaramente l'ideale è sempre fare una verifica, uno studio, a vedere se magari fra 9 mesi una persona dipende anche dall'attività. Ci sono stati studi legali che ci hanno commissionato delle dagide anni fa per poter influenzare certe decisioni magari di un altro committente, di un altro loro cliente, per fare delle scelte e che chiaramente erano sempre sotto un profilo positivo, legale chiaramente, però avevano bisogno di un rinforzino, no? E la Dagida lì ha fatto il suo lavoro, certo ci ha messo un po' di tempo, comunque il lavoro, il risultato c'è stato, no? Quindi quando si finisce il primo lavoro, diciamo così, la consacrazione è fatta e lì bisogna valutare, si valuta, c'è chi a un certo punto decide di tenerla, c'è chi è indeciso, tramite un consulto si vede se in futuro potrebbe tornare utile, oppure magari spedirla al committente così che lui ci può parlare assieme a questo pupazzetto che in realtà dal momento che l'ho consacrato è praticamente il bersaglio, è il testimone, è la persona reale, solamente che è a livello eterico, no? La cosa funziona, nel senso che in ogni caso dal momento che è attivato il tutto, va avanti da solo, non si può più fermare, chiaramente i messaggi sono stati lanciati e la cosa andrà sicuramente in porto. Quindi questo per dare un'idea del lavoro. Poi è chiaro che ci sono altri invece clienti che, ma neanche clienti, amici di Face, di social vari, che magari fanno dei rituali che il vostro maretto ha consigliato, ha detto tramite pillole, e quelli lì magari chiaramente con le varie protezioni, a fatti da sole, gli rimane il materiale, quello chiaramente non è consacrato, sono magari incantesimi facili, no? Magari sì, hanno consacrato la candela, ma altri non la consacrano nemmeno. Allora la via migliore non è tenersela, no? Magari un incantesimo per avvicinare una persona, uno mica sa consacrare, magari io lo dico anche come fare, ma non è andato magari a leggermi o a vedere le istruzioni nel tubo, e quindi praticamente è inerte la cera, no? E quindi l'unico modo migliore per farla scivolare via è seppellirla, chiaramente non in un camposanto, ma sotto un albero, un bell'albero, no? Quindi ci sono vari modi di, in un certo senso, mettere a riposo gli strumenti che si usano. Nella Dagida noi
a dipendenza della volontà del cliente, del committente, o lo teniamo noi per eventuali prossimi lavori o lo spediamo tramite costi di spedizione al committente, no? Poi sta sempre a dipendenza del committente. Generalmente si fa un consulto per valutare qual è la via migliore, no? Che si dice fatto che ci sono persone che magari pensano che non la useranno più, soprattutto studi legali, no? Perché magari hanno iniziato dei lavori con dei clienti, lavori grossi, no? Sto parlando, o anche magari gente, industrie che, non so, vogliono accaparrarsi magari il manager migliore e ci hanno contattato per poter influenzare la scelta del manager verso la loro multinazionale per il semplice fatto che è un personaggio di spicco e va in muto. Allora si cerca con metodi semplici, con metodi puliti, di far accattivare l'idea a quel manager di andare o in quella banca di essere assunto dall'altra parte. Questo è un po' il concetto, no? E quindi l'adagio, quando è finito il primo lavoro, diciamo così, è praticamente consacrato quella persona ed è quella persona a livello eterico, no? Alcuni committenti l'hanno voluta a casa per poter continuare a parlare, magari soprattutto quelli di cuore, continuare a parlare alla persona, altri invece ne lasciano a noi per eventuali rinforzi nel futuro. Bene cari amici, Marietto, ho finito qui, vi ringrazio per questo, proprio perché volevo rispondere ad alcune mie amicizie che erano, come si dice, in forze sul da farsi per la Dagida dopo i primi lavori. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.